Pioggia battente per tutta la giornata di domenica, ma soprattutto fulmini, tanti fulmini, specie nella fascia pedemontana della Marca trevigiana, e a farne le spese più di altri sono state due famiglie residenti a Barbisano di Pieve di Soligo e Fontanelle. Il primo alle 6:30 ha colpito il tetto di una villetta in via Gorizia, scatenando un incendio che ha distrutto una trentina di metri quadri di copertura. Ingenti i danni perché oltre al tetto il fulmine ha distrutto l'impianto elettrico, ma non basta, la scarica si è propagata in casa attraverso le parti elettriche, facendo letteralmente scoppiare le piastrelle. Tanta paura ma danni meno gravi a Fontanelle, dove un fulmine ha centrato il tetto di un'abitazione in via Roma, provocando un buco nella copertura. Fortunatamente in questo caso al fulmine non è seguito l'incendio. La grande quantità di fulmini abbattutasi ieri nell'Alta Marca ha provocato disagi in vari comuni, con diversi blackout ed interruzioni dell'energia elettrica.